siamo in un bel posto, ci racconta dove in particolare l'amico Giovanni, dove siamo? Allora, siamo nella foresta del Sulcis, all'interno del parco di Guturumannuk e nello specifico nell'oasi del Cervo e della Luna, dove si è iniziata nel 1985 la protezione del cervo sardo, quindi un'oasi del WWF importante. Che ha delle caratteristiche che la rendono unica. Innanzitutto siamo l'oasi WWF più grande d'Europa, abbiamo un'estensione di 3.800 ettari, in altre nazioni probabilmente saremo un parco nazionale, però insomma l'oasi è veramente unica sia dal punto di vista paesaggistico, floristico e anche faunistico soprattutto. Questo è uno dei nuovi sentieri. Sì, siamo nel sentiero dell'Oleandro, è uno dei sentieri nuovi che abbiamo realizzato che ci servono proprio per riqualificare la rete sentieristica dell'oasi, per dare servizi anche diversi, migliori ovviamente rispetto al passato. E il sentiero dell'Oleandro è dedicato alle famiglie perché non presenta difficoltà. Sopra di noi, qua dietro, insomma, poco distante, c'è il sentiero del Corbezzolo, invece che è un sentiero escursionistico un po' più complicato, dedicato a chi si vuole impegnare maggiormente dal punto di vista fisico soprattutto. Ci parli della sua attività, lei è una guida ambientale escursionistica. Una guida ambientale escursionistica ormai dal lontano 1992. E ho iniziato la mia attività qua a Monte Arcosu, tra l'altro, perché finito il corso per guida ho iniziato a fare il volontario. Poi piano piano, insomma, abbiamo migliorato, è nata una cooperativa, poi la cooperativa è andata, insomma, non benissimo, però poi io sono rimasto qua, insomma, praticamente ormai faccio parte del paesaggio. Sono qua da talmente tanto tempo che... Abbiamo attraversato rapidamente degli scorci molto particolari. Questo soprattutto è di rilievo perché? Perché innanzitutto non è attraversata da una strada carrozzabile, parte da qua e arriva praticamente alle pendici di Monte Arcosu e sono quasi 8 km di valle, quindi molto interessante, molto wild se vogliamo, ormai si usa dire così, e dove è facile vedere anche animali particolari, interessanti, l'aquila reale, il cervo c'è ovunque, però lì l'aquila, la store, insomma sono animali particolarmente interessanti. All'interno dell'oasi di Monte Arcosu abbiamo raggiunto l'albergo rurale accanto a Damiana della Fondazione Domus de Luna, che non a caso coinvolgiamo perché voi in sinergia col WWF da alcuni anni siete in cabina di regia qui, vero? Assolutamente sì, stiamo portando avanti il progetto L'Oasi del Cervo e della Luna che coniuga i valori del WWF con i valori della Fondazione Domus de Luna, integrando quello che è il bisogno di riscatto personale lavorativo dei giovani che vengono coinvolti attraverso l'inserimento socio-lavorativo con i valori della tutela ambientale e quindi anche della riqualificazione dell'oasi in seguito all'alluvione del 2018. Come dicevi tu, siamo nell'albergo rurale che è gestito dalla cooperativa dei buoni e cattivi. Facendo tesoro della grande esperienza stiamo replicando all'interno dell'oasi del Cervo e della Luna il modello virtuoso di inserimento socio-lavorativo, creare occasioni di lavoro, di riscatto per giovani con storie difficili che hanno qua la possibilità di trovare un'occasione di nuova vita. Damiana, grazie e complimenti per quello che fate. Abbiamo coinvolto in questo processo di cambiamento anche amici che ci seguono da tanti anni, ragazzi che sono cresciuti con noi, Mano Invisible che ha operato la ristrutturazione del decoro di questo fabbricato, Federico Crisa che si è occupato delle stanze, Pilz, un ragazzo bravissimo di Assemini di cui avete visto probabilmente le immagini che raffigurano i cervi, insomma nel corso del tempo proveremo ad averli ospiti qua e a far sì che contribuiscano anche loro al cambiamento di quest'oasi, così come hanno fatto nelle comunità, nel carcere, insomma, così come facciamo in tutti i posti di Domus de Luna da tanti anni. Questo l'abbiamo ribattezzato l'albero della vergogna. È un albero pieno di lacci d'acciaio, sono trappole che abbiamo tolto dal bosco, che servivano per catturare proprio cinghiali, cervi, la selvaggina. Questi lacci sono il frutto del lavoro dei volontari, dei guardie del WWF, che in tutti questi anni hanno perlustrato il bosco per rimuoverli. Grazie a questo lavoro il cervo sardo è riuscito a salvarsi e oggi prospera molto ampio nella riserva.